Beh, al di là dei soliti problemi dell'inquinamento, del traffico, della mobilità, eccetera, noi vorremmo, parlando, dialogando con i cittadini, far emergere anche le potenzialità, le cose belle che ci sono a San Giuseppe. Noi abbiamo una parte del Sile che conserva tutte le sue caratteristiche naturalistiche e arrivarci un po' alla volta vuol dire educare la gente, vuol dire far prevenzione per la salute e abbiamo ancora un patrimonio, bisogna cominciare ad arrivarci però. Quella zona tra la tangenziale e il Ponte Ottavi, no? Esatto, esatto. E noi pensiamo, perché abbiamo già percorso quel tratto di Sile in anni lontani con delle manifestazioni, costruendo dei ponti per attraversare i fiumiciattoli che ci sono, è tutto ancora lì intatto, bisogna metterci mano valorizzando quello che c'è. E poi andrete nell'area Treviso Servizi, che è forse uno degli emblemi delle cattedrali nel deserto. Andremo lì proprio per vedere che alcune soluzioni che il PAT prospetta, alcune vanno bene, altre rischiano di consumare terreni agricoli ancora per risolvere un problema, quello della viabilità di San Giuseppe, di Treviso e di Quinto. La soluzione c'è, bisogna rendersi conto e vogliamo farlo con i cittadini.